pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi il big match della 11ª giornata di campionato Juniores Under 19 che vedrà affrontarsi Athletic Club Palermo e San Giorgio Piana. Poi Zummo si autolancia sulla fascia sinistra, vuole rientrare, lo salta, ancora Zummo con il destro direttamente sul primo palo ma soprattutto direttamente tra le braccia di Di Martino. Palla che rimane ancora lì, Alessi la controlla, vuole andare sul destro, non è il suo pede ma lo fa benissimo. Alessi ancora, salta tutti, Alessi! E palla che termina fuori. Sarà quindi rimessa laterale con la Rosa che va lungo in mezzo, cerca la deviazione, non arriva nessuno. Poi sbuca D'Amico, scalissima, però è ancora in campo con D'Amico che ci crede, si appoggia Caruso, molto bene, Clemente, magia, aggancia a seguire Alessi, va della porta, Alessi! Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Vantaggio dell'Athletic, Alberto Alessi, magia assoluta però di Mattia Clemente che esulta con tutta la panchina. Martino allunga moltissimo per D'Amico, aggancio delizioso, D'Amico sul destro può calciare e si appoggia, poi Alessi con il destro calcia, non è preciso come prima, non è il suo piede però. In barriera, all'estremo, sarà calcio di punizione, Porcelli va a lui e poi la palla di Di Martino, palla che rimane lì e la riesce anche a bloccare Di Martino. Poi si continua, Furnari casca giù ed è calcio di rigore, calcio di rigore. Manno qui da capitano a chiedere qualcosa. Palla batte, poi calcia la parete Di Martino, l'ha preso Di Martino. Martino va il rilancio, ottimo per D'Amico che arriva sul pallone, D'Amico, ancora D'Amico va giù ed è calcio di rigore, vogliono anche l'espulsione, vediamo, guarda soltanto la panchina e tutti i giocatori sono in silenzio a pregare per Clemente che calcia in porta e non sbaglia Mattia Clemente, gol e assist, esultanza con il pubblico ed è 2-0. Poi maglietta anche per la mamma, la dedica speciale, la scelta del direttore di gara, poi va subito a cambiare gioco delle parti dei compagni, poi sottile, conclusione Di Martino, palla rimane ancora lì e poi la tocca, la batte ed è il gol del 2-1 da parte delle San Giorgio Piana, protestano tutti, protesta Mattia Clemente. Porcelli attraversa tutta la di rigore, poi il colpo di testa di Sottile, lungo in mezzo, cercare Caruso, la tocca, poi Sottile, si chiede un tocco con il braccio, poi Fiore mette una pezza allungando la palla per D'Amico, poi lotta Clemente, il rimpollo, Zerkun la blocca, Alessi cerca spazio per il numero 11 che fa tutto solo, salta tutti, Alessi sul mancino, Alessi ancora, mette in mezzo, palla dentro! Ma che giocata ha fatto! Che giocata di Alessi! E poi il gol del 3-1 con l'esultanza rabbiosa di Alessi a segnare, è stato Caruso che con il destro l'ha piazzato in buca d'angolo, ma che giocata di Alessi! Tanto palla di Scalisi, molto bravo qui a smanacciare anche con il fisico, cerca la batte, c'è Antona in anticipo, Antona, la palla di Di Martino e poi va giù, la batte, no, di testa ancora giganteggia Fiore, poi Caruso si gira molto bene, Caruso si autolancia da solo, è molto veloce, Caruso serve il compagno, poi Billeci va di ritorno, Billeci con la conclusione, forse deviata, vediamo. Arriva anche il triplice fischio e vittoria per l'Athletic Club Palermo che sta alla quota 26 punti in classifica e si avvicina sempre di più al primo posto, proprio difeso dal San Giorgio Piana.